Mio Signore, gloria a te, tu risorto sei per noi, vivo seme della Pasqua, vivo della vita. Mio Signore, gloria a te, tutta la speranza del perdono, Dio di salvezza. Mio Signore, grazie a te, tuo fratello sei con noi, nella festa del tuo dono, Dio dell'amore. Mio Signore, vieni, camminiamo incontro a te, nei sentieri del tuo regno, Dio della luce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per vivere degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. Vi supplico alla Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Prego. Dio Onnipotente ed Eterno, che nel battesimo ci hai comunicato la tua stessa vita, fa che i tuoi figli, rinati alla speranza dell'immortalità, giungano con il tuo aiuto alla pienezza della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e che regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo si recò a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco. Era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Percorrendo la città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme perché le osservassero. Le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Misia, cercarono di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone che lo supplicava: vieni in Macedonia e aiutaci. Dopo che ebbe questa visione, subito cercarono di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Acclamate il Signore, voi tutti
Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Acclamate il Signore voi tutti della terra. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Acclamate il Signore voi tutti della terra. Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Acclamate il Signore voi tutti della terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste nel mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Il cristiano è nel mondo, ma non è del mondo, cioè secondo la mentalità del mondo. Non è un gioco di parole da parte di Cristo, è un messaggio molto chiaro. Il Cristo mette in guardia i suoi discepoli riguardo alla contrarietà che il loro annuncio dopo la sua risurrezione incontrerà in molte parti. Lo abbiamo ascoltato in questi giorni negli Atti degli Apostoli. Paolo, Barnaba, i vari missionari cristiani incontrano accoglienza ma anche opposizione. E naturalmente questo è un qualcosa che non li blocca, perché sono stati già preparati a questo dal loro maestro, come messi in guardia. Tra parentesi, nella prima lettura abbiamo il racconto dell'inizio della predicazione del cristianesimo in Europa. Questo accenno a Dio che chiede a San Paolo di essere missionario anche in Macedonia tramite quella visione, quindi nell'Europa balcanica e poi naturalmente in altre parti dell'Europa attuale, anche se naturalmente altri missionari hanno anche loro fatto la loro parte. Riguardo i viaggi di San Paolo c'è questo accenno dell'inizio della sua missione anche nell'Europa, non solo in Turchia, in altre parti dell'Asia. Siamo chiamati a essere a distanza di secoli continuatori di questa missione, ma prima che per un servizio agli altri, alla loro fede, prima di tutto come servizio alla nostra fede. Siamo persone che prima di tutto sono chiamate a un'autoverifica. Se una certa mentalità di adattamento, di compromesso si è entrata anche in noi, quando il Cristo parla di una fede senza compromessi chiara, naturalmente tutt'uno con l'amore verso il prossimo, con rispetto, con il tatto, ma anche con l'amore profondo per la verità. Questo è un qualcosa che ci pone qualche domanda. Prima di tutto, se non ha quel Cristo, chiede di essere messo al centro. Noi cristiani battezzati e che magari andiamo a messa anche ogni domenica, pensiamo che siano veri certi slogan del tipo: tutte le religioni sono uguali, l'importante è trattarsi con rispetto e volersi bene. Se tu sei cristiano, rispetti la persona che hai davanti, ma non hai quest'idea. Per te cristiano, l'unico mediatore di salvezza è solamente la persona di Cristo. Un re polacco del XVI secolo usava questa frase: darei
perché tutte le persone del mio regno ritornassero cattoliche. Darei tutta la mia vita perché nessuno fosse costretto a diventare cattolico. Chiaro, noi cristiani abbiamo questa linea di rispetto della libertà religiosa, ma questo non vuol dire relativismo religioso, è un'altra cosa. E per relativismo religioso vuol dire non essere chiari noi con noi stessi e con gli altri, che il cristiano annuncia Cristo e fa di tutto con i giusti mezzi, con anche l'atteggiamento della carità e dell'amore, perché più persone possibili diventino cristiani. Magari uno direbbe, se uno che cerca di fare proselitismo, no, semplicemente sono coerente con la mia fede. I primi cristiani annunciano il cristianesimo dappertutto e anche in altre parti del mondo. Oggi tanti cristiani a rischio della vita annunciano la fede cristiana dappertutto, dicendo se da un lato l'uomo è chiamato nella libertà a scegliere, dall'altro lato Cristo è l'unico mediatore di salvezza. Già in questo potremmo dire che non siamo secondo la mentalità del mondo, che siamo invece secondo una mentalità che non sempre troverebbe accoglienza. C'è il rischio di essere anche tacciati di fanatismo, ma l'unico fanatismo del cristiano è riguardo all'amore, non riguardo all'imporre le cose con violenza. Però non imporre non vuol dire rinunciare a proporre con convinzione profonda che in Cristo c'è la salvezza. Poi riguarda essere persone che non ragionano secondo la mentalità del mondo, uno potrebbe dire che ci sono tanti temi scottanti, la famiglia, il rispetto della vita. Qui il cristiano è chiamato a essere chiaro, a prendere posizione, aborto, eutanasia. Il cristiano si è chiamato a annunciare la grande dignità dell'uomo in tutte le fasi dell'evoluzione della sua vita. E qui naturalmente in questo il cristiano è chiamato ad andare controcorrente. A motivo della sua fede potremmo dire dell'amore universale verso il prossimo, perché c'è il rischio di usare tanto questa espressione a livello globale, a livello mondiale, il rispetto dei diritti dell'uomo. Quale uomo? Per il cristiano, tutti gli uomini, anche la vita nascente, anche quella vita che non è ancora arrivata alla luce, però c'è, è presente, ha già i suoi diritti. Poi naturalmente per essere cristiano, non secondo la mentalità del mondo, la misura dell'amore verso il prossimo va oltre il rapporto della reciprocità. E cosa intendiamo con questa espressione? Il cristiano dà anche quando non sempre riceve, anche quando magari dall'altra parte non c'è una risposta riguardo al dare, all'amore, al rispetto della stessa intensità. Più che reciprocità, oltre che naturalmente chiedere, perché questo è giusto, il cristiano ha come misura anche la gratuità. Ti amo perché in questo momento hai bisogno di aiuto, sono un fratello, amando te, amo Dio. C'è oltre il rapporto con la persona alla quale vuoi dare, soprattutto il rapporto con Dio che ti spinge ad amare quella persona. Chiediamo al Signore che ci aiuti a fare tutti questi passaggi e soprattutto anche a fare un continuo lavoro con noi stessi. Perché? Perché se io propongo la fede e cerco di testimoniarla, se c'è opposizione magari a questa proposta, non sia mai a motivo del mio carattere. Questo Cristo, riguardo al Vangelo, fa questo passaggio: il rifiuto a causa del mio nome. Facciamo in modo che il Vangelo non sia mai rifiutato a causa nostra, del nostro modo di essere, di muoversi, di parlare, che l'umanità nostra cristiana, il mio modo di essere, il mio carattere, la mia dolcezza, la mia prontezza nell'andare verso gli altri, sia qualcosa che aiuti ad accogliere quello che è dietro a me ed è sopra di me, il Vangelo e la persona di Cristo, per la quale cerco di amare e di voler bene. Non sia mai qualche mio difetto, qualcosa che invece chiuda all'annuncio del Vangelo chi mi ascolta dall'altra parte.
Accogli, Padre misericordioso, l'offerta di questa tua famiglia, poiché con la tua protezione custodisca i doni pasquali e giunga alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, la nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità è giunta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Angelo Strumento, di Bruno Toffolo e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a mettere a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i santi patroni delle nostre comunità parrocchiali e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, che dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. Nome il tuo Spirito. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola che io sono sopra. Preghiera per la comunione spirituale e per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Noi annunciamo la parola
Preghiamo. Proteggi, Signore, con paterna bontà il tuo popolo, che hai salvato con il sacrificio della croce, e rendilo partecipe della gloria del Cristo risorto, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo nostro Signore hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, non a forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita.